Buongiorno dal TG1. È cominciata questa mattina la visita apostolica di Papa Francesco a Malta, porto millenario di approdi e partenze, lo definisce Bergoglio in un telegramma al Presidente della Repubblica Mattarella. Un'isola che è anche frontiera nel dramma dei migranti. Il Pontefice torna a chiedere la pace per l'Ucraina, riflette anche sull'invito a visitarla e lancia l'appello: rispondiamo con l'umanità all'aggressività che ci minaccia e al rischio di una nuova guerra fredda. Allora andiamo in diretta da Malta con il nostro inviato Ignazio Ingrao. Il viaggio a Kiev è sul tavolo, così ci ha risposto Papa Francesco sul volo che ci ha portato qui a Malta quando gli abbiamo chiesto se è in programma una visita in Ucraina. Pensavamo che le invasioni dei paesi stranieri, brutali combattimenti tra le strade, minacce atomiche fossero un ricordo del passato, ha detto Bergoglio nel suo primo discorso qui alla Valletta, e invece il vento gelido della guerra si è abbattuto su di noi, colpa di qualche potente chiuso in anacronistiche pretese nazionaliste e imperialiste che fomenta i conflitti. C'è il rischio di una guerra fredda allargata, ha denunciato Papa Francesco, e gli investimenti in armamenti, ha chiesto Bergoglio, dovrebbero essere invece destinati alla lotta alla fame, alle spese per lo sviluppo, alla salute. E poi, di fronte all'emergenza migranti resa ancora più drammatica dall'arrivo di profughi dall'Ucraina, il Papa ha chiesto una risposta condivisa dell'Unione Europea senza torbidi accordi che schiavizzano le persone. Ma sentiamo le parole del Papa e poi linea allo studio. Ora, nella notte della guerra che è calata sull'umanità, per favore non facciamo svanire il sogno della pace. Di fronte al rischio di una guerra fredda allargata che può soffocare la vita di interi popoli e generazioni, oggi è tanto difficile pensare con la logica della pace. Siamo abituati a pensare con la logica della guerra. E andiamo proprio sul campo in Ucraina.